il pensiero comune italiano è quello che ha espresso Berlusconi. L'eco delle polemiche anche all'interno del PDL non si è ancora spenta quando Renato Brunetta rincara la dose. Mussolini dittatore ma con qualche pregio. Lo ha detto Silvio Berlusconi proprio durante le celebrazioni del Giorno della Memoria, ma l'ex ministro veneziano e candidato alla Camera in Veneto spiega. Il fascismo fu dittatura che portò l'Italia al disastro della guerra e che promulgò le abominevoli leggi razziali, ma sullo Stato sociale ha avuto un ruolo riconosciuto. Che però il regime fascista in quegli anni, negli anni 20 e negli anni 30, abbia anche prodotto un welfare senza democrazia, un welfare senza libertà, questo è anche vero. INPS, colonie per i figli dei lavoratori, welfare ante litteram, né più né meno che in Unione Sovietica. Quindi, attacca l'ex ministro, la sinistra prima di criticare prenda le mosse dal comunismo. Il caso Mussolini infiamma la presentazione dei candidati veneti al Parlamento, con un Giancarlo Galan che sul fascismo è chiaro, solo una pagina orrenda della storia. Ma c'è anche spazio per l'attacco frontale a monte, a una stoccata al PD di Bersani, imbrigliato secondo gli azzurri nel ginepraio della vicenda Monte dei Paschi. Lasci perdere gli sbranamenti, indicatore di nervosismo evidentemente, spieghi. Chiediamo solo che il PC, PDS, DS, PD, nazionale e locale, spieghi. Brunetta capolista alla Camera nella circoscrizione Veneto 2, ma tra i veneziani in corsa per Roma c'è anche il coordinatore provinciale del PDL che non teme la battaglia elettorale nella provincia. È governata dal centrodestra a livello provinciale, abbiamo più di metà comuni. Tradizionalmente c'è una roccaforte rossa, però il Popolo della Libertà assieme ai colleghi della Lega Nord sono ben insediati in quasi tutti i comuni. Un Dallator che parteggia per Berlusconi Premier piuttosto che Alfano e che fissa uno dei temi chiave veneziani da portare a Roma. Porto Marghera e Venezia hanno un tema fondamentale che è la legge speciale e dovrà essere appunto rivisitata, essere all'attenzione del nuovo Parlamento e credo lì c'è da lavorare.